Si parte oggi con questo patto di pacificazione. Sì, si parte oggi con questo patto di pacificazione. In realtà era un appello che avevo lanciato all'inizio della campagna elettorale e questo è il primo atto di pacificazione. Io l'ho sempre detto, sin dall'inizio, eravamo al Teatro Pirandello, all'inizio di questa campagna elettorale, il sogno di Dino, e penso sia il sogno di tutti gli agrigentini, era quello di pacificare la città. Oggi è un primo passo verso la pacificazione, basta veleno, basta morte, noi siamo per la pace e per l'amore, noi vogliamo un cammino congiunto nell'interesse della città e dei cittadini di Agrigento. Dino non è mai stato, e lo confermo, voglio rinnovare, lo voglio dire, il pupo di nessuno, che sia chiaro. Dino non ha mai parlato con Avatar o con gente che parlava con lui. Dino da 40 giorni in questa campagna elettorale ha parlato sempre lui, con la sua faccia, mettendoci la faccia, il cuore e gli amici. E oggi questo è un atto di pacificazione per la città. Un messaggio agli elettori che hanno raccolto in questi mesi tanti messaggi anche di attacco, no? Alla coalizione del centro-destra, al candidato del centro-destra. Adesso questo cambiamento, come ci si rivolge agli elettori adesso? Ma il messaggio è chiaro, abbiamo un unico interesse, abbiamo indossato la stessa maglia. Vorrei ricordare che grandi giocatori in Serie A sono passati dal Milan all'Inter, non significa niente. Noi siamo professionalmente indirizzati a uno stesso scopo, dobbiamo vincere una battaglia per la nostra città. Dino con questa scelta ha dimostrato di essere libero, sfido chiunque a fare la scelta che sta facendo lui, sfido chiunque a fare quello che sto facendo io. Non sto buttando sicuramente al mare 15 anni di politica da opposizione, l'opposizione può durare 1, 2, 3, 10, 5 anni, ma poi sembra destino che tu debba dire se sai fare qualcosa o meno. Oggi io voglio dimostrare di poter amministrare, di poter cambiare le sorti di questa città dall'interno, dimostrando che tutti i progetti di cui ho sempre parlato e dei quali siamo già in linea con Dino si potranno mettere in campo per migliorare la città, sanare le casse comunali e migliorare i servizi alla città. Dino Longe, si punta adesso a una rimodificazione di quelle che sono le cariche, vice sindaco. E allora, ecco, già mi dispiace fare un appunto, ma ecco, si parla di cariche, di poltrone. Si ragiona in politica, non c'è la poltrona, non c'è la carica. Qua è Agrigento, signori miei, qua non è la carica di assessore, di vice sindaco, di presidente del consiglio comunale. Qua l'idea di base è Agrigento. Se le persone amano Agrigento, non si devono creare il problema della indicazione a assessore, a vice sindaco, presidente del consiglio comunale. Agrigento comanda, la strada è Agrigento, è il futuro della città. Manco me lo pongo questo problema. Chiama Agrigento, viene con me, segue me, ovviamente nel confronto, nel dialogo, nella visione, non è che segue me che sono un messia, giammai e assolutamente, ma noi non ragioniamo in termini di cariche o di poltrone o di queste cose qui. L'ho detto sin dall'inizio, qua è Agrigento che comanda, non è la poltrona, non è l'incarico assessoriale, perché se partiamo così partiamo male. Bisogna mettere in campo cuore, voglia, orgoglio e desiderio di cambiare questa città. A proposito di questo, Di Mauro ha detto che lei si può ritenere libero dai partiti. Io sono stato sempre libero. Di Mauro ha fatto questa dichiarazione, io, come dire, non ho letto nemmeno l'intervista, perché poi una parola nell'ambito di un ragionamento estrapolata magari può avere un significato diverso. In realtà io sono sempre stato libero in tutti questi 40 giorni di campagna elettorale. Ho avuto il confronto, perché qua stupido non c'è nessuno, ok, con le persone che hanno pensato alla mia candidatura, quindi ai partiti che ho dietro, ma io sono sempre stato libero, l'ho detto poco fa, anche quest'atto di oggi è sinonimo di libertà. Quindi questa è solo una sua decisione, tutti gli altri partiti che le stanno dietro che cosa pensano di Rosa e dei suoi precedenti attacchi? Quello che vogliono pensare pensano, ognuno, voglio dire, nella vita, tutti, anche in ambito familiare purtroppo, sono un avvocato, quanti attacchi subiamo o dagli amici, quanti problemi abbiamo, qua parliamo di politica. Giuseppe Di Rosa ha fatto politica in un determinato modo, simpaticamente gli ho dato una pacca sulla spalla dicendo è arrivata l'ora di crescere. È chiaro ed evidente che oggi si cambia regime, perché una cosa è l'opposizione che ognuno fa in un determinato modo, un'altra cosa è la governance, quindi chi è stato attaccato da Di Rosa poi in qualsiasi momento, penso anche Di Rosa stesso, riappacificarsi, che qua stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di fatti personali, anche se devo dire, mi spiace che io in questa campagna elettorale
qualche attacco personale l'ho ricevuto. Io, siccome il mio stile, il mio modo di fare e il mio carattere, me ne sono stato al mio posto. Ma ripeto, è la cosa importante di questa campagna elettorale è sottolineare e fare capire agli agrigentini che il centrodestra ha preso già 19 consiglieri. Al Consiglio Comunale abbiamo una maggioranza straassoluta. Gli unici che possiamo governare siamo noi, altrimenti la città va a morire.